Giacomo Matteotti è il simbolo dell'antifascismo in Italia, non solo perché è stato la prima vittima importante del regime mussoliniano, ma perché ha rappresentato anche un modo di combattere il fascismo che va al di là del contrasto meramente politico. Intanto, da grande giurista e poi soprattutto da profondo conoscitore dei temi economici, Matteotti è stato un faro per i suoi. La battaglia contro il fascismo si fa innanzitutto sul piano del rispetto dello Stato di diritto, cioè rispettando la legge senza ricorrere a strumenti di legislazione speciale. E poi il buon governo, il senso della responsabilità e del potere responsabile. Infatti sosteneva Matteotti che potere e responsabilità sono due facce della stessa medaglia. Bene, con questa sua lezione lui ha allevato una serie di personalità importanti dell'antifascismo italiano. Ci sono tuttora dei dubbi sul perché e su chi abbia poi dato l'ordine di eliminare Matteotti. Matteotti il 30 maggio pronuncia un discorso al termine del quale invita i suoi a preparare l'orazione funebre per lui, perché immagina che il regime gliela farà pagare. Però il suo figlio Matteo Matteotti indica soprattutto nella monarchia il ruolo di mandante dell'uccisione del padre. La monarchia insieme con esponenti importanti del regime fascista come De Bono e Finzi. Tuttora però la figura di Matteotti proprio si erge proprio cristallina sull'intera fase storica di quel periodo, appunto non solo per la sua estrema intransigenza morale, per la sua assoluta capacità di contrapporsi al regime fascista senza cedimenti e senza tentennamenti, ma soprattutto per il rigore morale e la passione politica con la quale aveva condotto questa battaglia.